Amici, si aspettava, ciao a tutti, come state? Spero tutto bene, benvenuti o bentornati sul canale. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale qua sotto, perché per me è una cosa molto importante, per voi è gratis, quindi cliccate qua sotto nel pulsante dove c'è scritto iscriviti e se volete attivate la campanella, così ad ogni nuovo video verrete subito avvisati. Oggi Sicilia Aspettata vi porta in un altro borgo abbandonato, uno dei più importanti è la Sicilia, a dire la verità. Siamo andati a Borgo Pietrolupo in compagnia di Francesco e Vincenzo, che ringrazio sempre per la compagnia. Ma Borgo Pietrolupo è davvero abbandonato? Sì e no. Questo lo scoprirete presto nel video, perché abbiamo anche raccolto delle testimonianze delle persone che da quando avevano 7 anni hanno vissuto al Borgo Pietrolupo, quindi questo video è molto interessante, quindi state comodi, guardatevi il video e noi ci vediamo tra un po'. Ciao! Amici, ci siamo aspettata, siamo appena giunti a Borgo Lupo, siamo appena arrivati, stiamo facendo il solito giretto di perlustrazione per capire un po' come muoverci. Il borgo ad oggi non è totalmente disabitato, anche perché alcune persone ancora ci vivono, comunque vengono a lavorare le terre qua vicino, ma vediamo cosa ci riserva Borgo Lupo. Tra un po' vi racconterò pure la storia di questo posto. Le porte saranno tutte chiuse, ovviamente. I falchetti ci sono. Perlustriamo questa casa. Come vedete ci sono attrezzi da lavoro un po' ovunque, insomma. Ferrande ancora di legno, bellissime. Il problema è che tutte le strutture sembrano chiuse, molto chiuse. Questa in effetti dentro c'è di tutto, ragazzi. Molte delle abitazioni praticamente sono state usate come magazzino, sono ancora oggi utilizzate come magazzino praticamente. Qua proprio murata la porta. Insomma, gli edifici sembrano quasi tutti chiusi. Non una bellissima cosa questa cosa. Però anche questo cammino è bellissimo. Questo è un pezzo di storia. Quindi in tutto questo abbiamo appena scoperto che hanno rimesso l'elettricità a Borgo Lupo, perché fino a qualche tempo fa sapevamo che non c'era né elettricità né acqua corrente e quindi era stato totalmente abbandonato il luogo. Però adesso, come vedete, c'è della gente e comunque è abbastanza abitabile. Il perrito del borgo. Allora, abbiamo capito che questo di qua è l'ex municipio, dopodiché questi edifici qui, allora questo dovrebbe essere la casa del fascio, forse. Quello lì invece è l'edificio della scuola, ma anche quello è stato occupato dagli abitanti odierni del luogo, chiamiamoli abitanti. E qua ci sono i maialini. Qui la situazione è così, insomma, abbastanza tragica. Bella la scala, però. Le scale sembrano messe molto bene. Pure mi spunta qualche animale. Infatti stiamo salendo 3. Stanze vuote, ovviamente. Questo è il municipio del borgo. Era. Immaginate le persone che comunque qua ci hanno lavorato. Ci sarà stato il sindaco. La scala è bellissima comunque. La scala tutta in legno meravigliosa. Da questo lato cosa abbiamo? Il bagnetto, anzi i bagni di servizio,
con coppola appesa annessa. Anche dalle colombe, direi. Classico contatore, Ma no. bello antico. Ecco quello che resta di un armadio. E la muffetta che già si comincia a vedere. Bene, qua c'è solo il resto di quello che c'era e niente più. Che c'è? Che sono quelli? No, buongiorno. Bene amici, come avete potuto vedere dalle immagini, il borgo sembrava totalmente chiuso, tutte le case erano chiuse e realmente erano tutte cose chiuse, specialmente la chiesa che era la parte più bella del borgo e ci tenevamo un sacco a vedere all'interno, ma chiedendo appunto alle persone che abbiamo incontrato nel borgo ci hanno detto che la chiesa è chiusa per motivi di sicurezza, perché insomma la chiesa era l'edificio forse messo meglio di tutti. Purtroppo non siamo potuti entrare, ma di contro abbiamo incontrato questo simpatico signore che avete visto insieme ai maialini e ci ha raccontato un bel po' di cose, quindi ascoltate bene quello che c'è da dire. Noi ci vediamo dopo. Ci sono persone propriamente senza cervello. Ma nel tempo avete avuto problemi su queste cose, sul fatto che siete qua? Dico, perlomeno almeno non lo fate cadere a pezzi il posto, perché se ci siete voi. No, qualcuno qua regista sta venuto a fare, magari propriamente sta venuto a sposare. Sei venuto a sposare qua? Veramente? Sì, ultimamente 2 anni arriva. Ma lei, cioè, lei era di qua quando anche il borgo funzionava o è venuto dopo che stava abbandonato? No, io sono stato sempre quando io era da quando avevo 7 anni. Credo. Quindi lei qua questo borgo proprio l'ha vissuto totalmente? Io l'ho vissuto quando c'erano più di altre persone, erano così, erano propriamente così. E Quanti eravate in questo borgo ad abitarci? c'erano state in più di 100 persone. Noi siamo C'erano stati. in più di 200 persone, noi probabilmente c'erano giornate cristiane che erano propriamente come frumicolo, Ma perché infatti so che era un borgo molto frequentato, molto attivo, cioè era uno dei più attivi di tutta la Sicilia. c'era propriamente la stella, che c'era propriamente il dottore, Anche l'ambulatorio veterinario c'era, per le cose. Hai visto? Allora... Ma e poi a un certo punto che cosa è successo? Cioè per capire, cioè, questo posto a un certo punto che succedeva? a un certo punto propriamente si andavano riendo, tutti si erano migrati, persone, propriamente hanno avuto propriamente questo punto di concentramento, propriamente Svizzera, Milano, Germania, si hanno migrati e era stato propriamente, l'hanno cercato di abbandonare propriamente. Quindi dico, dentro le case ci sono praticamente chi che ci stanno ora, ma hanno i loro mobili, le loro cose, Esatto, delle case originali non c'è quasi più niente praticamente. Che poi sono tutte, cioè sono tutte occupate, tranne quelle crollate sono tutte occupate le case. Sì. Quelle crollate sono Ma ci le viene stalle. proprio, ci viene ogni anno proprio d'estate, ci viene proprio di chiudere un lavoro, di festa. Sta così, insomma, a passare su ora tempo. lunedì, Pasqua, 2 maggio, sì. Scampagnate, cose. Scampagnata. Va bene. Questa è la vita, si continua la vita così. Ecco a fare. Va bene, andiamo a vedere quella lì che è crollata, che almeno chi sta. Ora la passiamo a salutare. Abbiamo capito che adesso insomma diciamo che è tutto trasformato abbastanza in fattoria, come vedete. Ci sono pecore, capre, oche. Le oche ci sono pure, bellissime. Questo, perché questo è collegato addirittura. Sì, però Maria, ma qua la situazione è veramente crollata, insomma, molto crollata. Anche qua il pavimento. Facciamo il giro di questa casa, vediamo cosa c'è. Comunque ci sono dei pezzi di storia di agricoltura qua praticamente. Cioè questa ruspa avrà 50 anni presumo.
la situazione qua è questa praticamente. Molto molto male. Questa qua è la situa del palazzo che c'è praticamente nella palazzina che c'è nella piazza centrale, ma nel retro. Cioè praticamente non è rimasto più nulla. Possiamo vedere un altro interno di una casa? Sì, un altro proprio da qua lo puoi vedere l'interno della casa. Incredibile. Praticamente non c'è più nulla di abbandonato qui. Va bene, piccola questa ruota. Questa è la fontana che c'è vicino. Sì, questa è una delle due fontane circolari del borgo. Quella è la scuola, ma anche quella a quanto pare non si può entrare. Ah sì, questo è il vecchio fumo. Questo è il vecchio, quindi questo è il vecchio tabacchi. Come? Questo è il vecchio tabacchino. Sì. Che magari che tu ci vuoi venire, non c'è acqua, a poi già lavano a fare, lavano a aggiustare, lavano a portare l'acqua, se mangiare i soldi. Per mangiare i soldi ci interessava. Appunto. E tutto l'ingegnere venivano da Roma, che veniva dalla Germania, a venire a più chissà. posti. Quando Se mangiare tutti i soldi abbiamo si aspetta a cosa? E ancora stiamo aspettando di dici. È un peccato. Questa è la parte posteriore della chiesa, ma purtroppo non c'è nemmeno modo da qui di entrare. Che comunque, essendo che comunque il paese non è totalmente abbandonato e c'è qualcuno che nel tempo ha occupato le case, giustamente hanno chiuso tutto perché dentro ogni edificio ci sarà qualcosa di personale. Qua ci sono gli attrezzi anche molto antichi, vecchi, buttati qui così, camion, reperti storici praticamente. Peccato, molto peccato. Amici, si ce n'è aspettata, come avete potuto vedere. In questo borgo purtroppo è rimasto ben poco da esplorare perché comunque è occupato da molti anni da molte persone. Avete visto cosa ci hanno raccontato, cosa c'era e cosa purtroppo non c'è più, però da un lato il fatto che sia stato occupato e non lasciato totalmente abbandonato è una cosa buona, anche perché così non, come vedete, non è un luogo totalmente crollato, però dall'altro lato è un peccato perché non si può raccontare tutta la storia di ogni edificio, perché sarebbe stato bello raccontarvi la storia di quello che c'era in ogni edificio, ma purtroppo c'è gente che ha chiuso tutte le porte, tutte le finestre. Quindi io vi ringrazio di aver visto il video fino a qua, vi iscrivetevi al canale come al solito, noi ci vediamo alla prossima, tante cose belle, ciao!